Quindi Trevignone insieme al telefono con Luca Giuliani, candidato del PATT a provinciali in Trentino quest'autunno. Come va la Tan Luca? Ma dai, direi che andava bene. Poi con queste giornate qui dicevo che è veramente un piacere andare in giro a fare un po' di campagna elettorale. No, te ne trovi bene, non ti senti motivato, cominci a correre, ti vai avanti, no, devo dire che è piacevole. Benissimo. Ascolta, te che hai avuto prima di questa candidatura altri incarichi politici amministrativi, no? Se te vuoi ricordarmi perché come memoria... Allora, adesso ti ricordo. Allora, amico, sono stato il presidente del comitato di partecipazione dello Barzoi. Esatto. E dopo sono stato consigliere comunale per poco tempo però, perché dopo mi sono candidato per la Comunità di Valle e lì sono diventato consigliere Comunità di Valle e dopo assessore. Ho capito. Assessore a cosa? Assessore a sport, cultura, turismo no, scusami. Bilancio, patrimonio, sport, cultura. Cioè, quindi insomma, c'è che poco. Ascolta, te candidi per il PATT, quindi chiaramente, visto anche come nelle primarie, per il governo, no? Sì. Due punti sui quali proprio puntare tutto. Due punti solo? Sì, no. Però ti dico una roba. Noi dobbiamo puntare, la cosa più importante, a votare i nostri candidati di zona, se no a Trento costa poco. Ecco. No? E quindi, quando avete tanti candidati che potevano essere a Trento in tanti anche a decidere, condizionare il consiglio, dove cominciare a portare giù un po' di soldi, perché quelle benedette opere che non ne fa fino adesso devono finire. In particolare il tunnel e dopo tutte le strutture che ne mancano, perché chi si manca senza il palazzetto dello sport, sembra 50 mili, no? Una località turistica come la nostra e dove è un sacco di gente che fa sport, società e tutto, e non è possibile che noi non avete. Ascolta, siccome che è un dibattito anche su Facebook con Flavio Biondo, tra le vis, no? Su sta doppio busa, mi pare che l'idea che predominante resta qui, basta con le promesse, cioè a costo di dire le dichiarazioni dei candidati le segniamo e quando è finita l'elezione le mettiamo sui muri, per cui dopo l'azienda si ricorda. Quindi praticamente fatti non ciacere, questa era la domanda, perché io ho messo anche articoli vecchi ultimamente, in effetti della doppia busa si parla ormai dai tempi del Mosè, di gente poco dopo che si sarà il Mar Rosso, insomma, ecco. Guarda, lì sono proprio d'accordo con quel che scrive, perché lì non sono da tantissimo tempo in politica, sono sempre stato imprenditore e da lì ovviamente anche a me sono arrabbiato come tutti gli altri. Dopo so che non è facile cambiare la politica, però è anche giusto insomma riuscire almeno a provare a cambiargliela, perché se tutti si tira fuori e sarà sempre qui. Allora non arrivi mai al dunque, però potrebbe essere veramente un'idea interessante, quindi veramente disegnarsele tutte, ecco. Perché se no hai la memoria corta, metterle lì e dire, signori, ma uno l'ha detto sta roba qui, non è stata fatta, perché non è stata fatta? Perché non te l'hai portata avanti? E così almeno che avere anche lì un giudizio reale su quel che fa tutti questi politici. Chiaro. Ma ascolta, siccome ho sentito anche altra gente, sti di qua, per esempio Claudio Molinari, Roberto Pinter, vai fuori quasi che la colpa è del Basso Sarca, perché si è sempre diviso sui progetti, cioè uno non che va bene questo, uno che va il tunnel lungo, uno lo vuole corto, uno lo vuole di traverso,
Cioè, e allora qui della provincia dice, se non siete d'accordo voi, la pratica come sempre lo va a finire nel cassetto e dopo tirarla fuori, ti sai che è. Secondo me è sempre una scusa e la utilizzare come una scusa perché dice che beviamo o non beviamo. Mi sembra che erano d'accordo tutti sulla soluzione del tunnel B. No, che dopo si doppia, tripla quel che è, però era alla fine sta una decisione finale di tutti i consigli e qua là. Però mi sembra che dopo gli abbia cambiato corso. Cosa è successo? Cambiare i finanziamenti? Cosa è successo? Non gli era d'accordo? Impossibile su questo. Ora ti dici, secondo me che è qualcosa che non va e qualcuno sfrutta sta roba perché la colpa è l'alto guarda, perché dai poi dà sto finanziamento. Ascolta, chi cambiando discorso, che è la crisi che si comincia a sentire, anzi se la sente da tempo, con aziende che sera. Un'idea, a prescindere da quel che fa o farà il governo, insomma, sempre se stampè dopo la storia Berlusconi, insomma, ma un'idea precisa per dare un buttone a sti artigiani, a queste imprese edili, cioè. Guarda, il discorso della crisi economica è un discorso che bisogneria innanzitutto toccare tanti tasti. Però, per dire una roba, ormai siamo in queste condizioni, visto quando uno è malato, bisogna dare le medicine per guarire. Certo. No? E quindi, di conseguenza, adesso bisogna dare la medicina, ora bisogna dare anche una boccata d'ossigeno, no? A economia retina e intanto dare respiro a tutti i nostri artigiani. Allora, in particolare, uno potrebbe essere, e mi ritengo opportuno, che si riveda un attimino questa legge Gimossi per comunque fare partire il mercato anche del turismo, perché chi vuole venire a comprare tanti e noi poi vendere e a bloccare tante robe, tanti appartamenti. Ok? Quindi questa bisogneria portarla avanti. 2, bisogna cominciare a rivedere un attimino quella roba dell'ISBEC, quel che la provincia la compra e dopo la lascia a mano di nuovo all'azienda, l'azienda che la va male è difficile che dopo la può dare me. Però di quelle che si riprende perché magari è un momento di difficoltà, però anche lì avremo buttato via tanti soldi e probabilmente bisogneria in questi momenti riuscire a aiutare anche le piccole aziende che effettivamente se noi con te quanto dipendente sta a casa quel piccolo effettivamente è un problema perché si parla di 7, 8, 9 mila lavoratori e non si parla del 3-4% e quindi da lì bisogneria un attimo incentivare questa roba, ma anche perché bisogna che noi effettivamente sul discorso delle grosse industrie noi non abbiamo la capacità di trovare chissà quante industrie, no? E mi sa che ne sta alcune, bisogna che siano industrie, alcune industrie, ma non le può resistere, e vedi bene che le sparisce tutte. Questo è il problema. Ma noi dovremmo puntare sul turismo, l'agricoltura, l'artigianato, la filiera, dove esportate poi i nostri prodotti, dove cercare di incentivarli di più, perché ad esempio è vero che sta bravi anche la provincia che fa la certificazione, no? Che ha delle certificazioni adesso per i ristoranti che utilizza prodotti nostri e ti dà anche qualche contributo. Lì bisogneria spingerla di più perché bisogna creare una cultura, perché se mi vado ad esempio in ferie in Sicilia, mi vado a comprarne e il siciliano non vado a provare il Trentino se sono in ferie da quelle bande, perché provo tutto quel che lei prodotti locali, autoctoni, se no non ha senso questa roba. Bisogna che aumentiamo la cultura di questo, ma per farlo che se vuole il tempo, che se vuole, bisogna indirizzare quel che è l'economia trentina verso questa logica. Ma per quello è vero che cerca di farlo, però forse se partire un po' tardi e allora adesso risentiamo della crisi perché era tante frontai sul discorso dell'edilizia. Certo. E allora adesso anche sul discorso dei giovani, anche sull'occasione, il fatto che noi ne serve che i giovani
i vaga anche, che sia garanti all'estero, anche se che delle belle robette che garantisce che può andare all'estero, però dove avere trilinguismo, perché allora garantire che poteva, visto che se noi siamo stati confine tra l'Italia intera e il resto d'Europa, evidentemente poteva garantire un valore aggiunto per le imprese che vogliono pagare esportare all'estero. Certo. E dà una grande spinta, no? Esatto. Come vi dico, il Trentino, in particolare nell'Alto Garda, sta investendo poco in alberghi, perché ad esempio sì, che rende dei alberghi, ma ne manca strutture magari di determinate dimensioni, no? Vedo ad esempio l'Alto Adige, che ha quelle strutture incredibili da tutte le parti. Da lì dove si puntava un po' di più, perché noi, come Alto Garda e Negro, il Trentino, noi si conosciuti in tutto il mondo come Garda, non sei conosciuto come Trentino. E quindi noi potremmo essere la forza trainante di tutto il Trentino, perché ho tu vedi il Trentino, che vedi come è bello, l'ambiente, le valli, perché io adesso giro tutte le valli e le vedo che come le tenere bene, come la zona che sei, come gli agricoltori li fa il suo mestiere, il suo prodotto, degli artigiani, che avevano delle qualità che però bisogna riuscire a portare avanti. Chiaro. Ascolta, recentemente ti avevo una polemica col Betta, il sindaco di Arco, quando ti hai proposto le elezioni anticipate. Sì. La polemica il partito l'ha detto, insomma che visto che è l'opportunità che è provinciale, potete anche cercare di accorparle le comunali e così risparmiare che lei i soldi, no, per mettere in pé le elezioni comunali. Quindi insieme, e in questo momento di crisi tutto quel che si può risparmiare e deve essere risparmiato. Allora è provato a buttarla lì, però il fatto è che le sta bocciando il Consiglio regionale, no, e disegno legge. Allora, non è passato, probabilmente massa tardi, mi si voleva contento per condividerlo con tutta la maggioranza, però evidentemente non l'ha condiviso. Ho capito. Ascolta, l'ottobre nei di passare la dita, ma quasi quasi il sindaco fa omide Arco, no? Come ti spieghi il fatto, per esempio, ti stesso te eri in Comunità di Valle insieme al PD, Arco PATT dall'opposizione, in provincia, cioè, mettersi a uno magari fra istituzioni non è che sia possibile o... Allora, il problema adesso dei partiti non è più tanto il partito, ma purtroppo si guarda massa alle persone. E quindi quella è la questione. Allora, finché si guarderà le persone, diventa difficile poter riuscire a ricostruire delle robe. Quando invece si ricomincerà a fare politica e a vedere un progetto politico, un programma e tutto, ora dopo vai le persone, non prima, e pensa è inutile mettere il carro davanti ai noi, come voleva dire. Quindi bisogna ricominciare, secondo me, a risentarsi a tavolo per capire prima cosa vuole noi, cosa sono loro. Questo è il programma, perché spiegare delle robe che non va, bisogna avere che pari dignità, dirsi a tavolino e se non si va d'accordo uno della mano e non dell'altro. Ho capito. Ascolta, per finire, Casim Bar che ti riguarda, cioè ti alla festa del PATT di al Lido Palace stai ballando la baciata con la Flavia Angeli, no? Mentre
giustamente, è stato l'ottobre a dirlo, mi ricordo, non è che disse, ma insomma, alla festa PATT, balli tirolesi, quelle robe lì, perché se che fu sta lì Dunwalder, insomma, te balli la baciata sotto le stelle alpine, ecco, e sta anche minaccia di espulsione, te dirò, sta anche minaccia di espulsione. Cosa pensi? Perché Esla Flavia, l'ho intervistata ieri, mi ha detto, osti, ma chi è che ha fatto quel filmato? Che state le Vignole in maniera proditoria che la fa sta roba qui. Dopo domanderò a Luca come mai è venuta questa idea. Allora, la mia passione è il ballo, e quindi ballo di tutti, ballo anche dal liscio ai latinoamericani, al tango argentino e tutto. Autonomia non vuol dire chiusura, vuol dire anche saper guardarsi intorno e saper sfruttare l'opportunità anche dagli altri. Questa è l'intelligenza, no, del politico, certo. Sfrutta tutte le culture per capire cosa che può essere belle e cosa che può essere strano. La sostanza è qui. Allora, visto che ho detto che era una guardata, avendo deciso di dire noi per dimostrare che qui del fatto non è chiuso, perché sembra che noi siamo chiusi solo nel nostro Trentino, non è vera. Noi pensiamo che nel Trentino, la nostra grande famiglia, che la va ovviamente tutelata come il buon padre di famiglia e tutela i suoi figli, no? Però non è che se si chiude le frontiere, anzi bisogna spingere, conoscere, imparare, formarsi, informarsi e riuscire anche a valutare perché lei poi le culture degli altri paesi. Certo, che te balli bene stavi notata da molti in Facebook, però adesso devi fare una promessa che al prossimo comizio elettorale te fai anche una insuplata in qualcosa, insomma, dei tedeschi. Te fai ballare il tedesco? Guarda, mi impegnerò per farlo. Ecco. E su questa promessa solenne di Luca Giuliani finimmo questa intervista facendo tanti auguri come gli firma tutti del resto, perché non veniva fuori che Trevignole era la TV del PAT, cioè noi siamo Repubblica Indipendente, quindi proprio noi senza fare le nostre elezioni, le nostre primarie senza posto. Luca, ti ringrazio della cortesia e alla prossima. Grazie mille Cornelio. grazie Televignole a tutti. Grazie. E saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao, grazie.